77,8 miliardi di euro il fatturato in Italia del lavoro nero. Il Veneto è una tra le regioni del paese che ne conta di meno, solo si fa per dire 5,4 miliardi. Una piaga sociale ed economica, sottolinea l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che a livello territoriale presenta situazioni molto diversificate. La Lombardia, ad esempio, sebbene conti oltre 504.000 lavoratori occupati regolarmente, è il territorio meno interessato da questo triste fenomeno. Il tasso di regolarità è pari al 10,4%, mentre l'incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro irregolare sul totale regionale è pari al 3,6%, il tasso più basso presente in Italia. Segue il Veneto con un'incidenza del 3,7%, quindi la provincia autonoma di Bolzano 3,8% e il Friuli Venezia Giulia 3,9%. Complessivamente si stima che in regione ci siano 206.500 lavoratori in nero che provocano un tasso di regolarità del 9%. La situazione più critica si registra nel Mezzogiorno. In Calabria, ad esempio, a fronte di 135.900 lavoratori regolari, il tasso di regolarità è del 22% e l'incidenza dell'economia prodotta dal sommerso sul totale regionale ammonta al 9,8%. Nessun'altra realtà territoriale presenta una performance così negativa. A livello nazionale, l'Ufficio Studi della CGIA stima in poco meno di 3,3 milioni di persone che quotidianamente, per qualche ora o per l'intera giornata, si recano in campi, aziende, in cantieri edili o nelle abitazioni degli italiani per esercitare un'attività lavorativa irregolare. Il tasso di regolarità è al 12,8%, mentre il peso del valore aggiunto generato dall'economia sommersa è del 4,9%. Per contrastare gli infortuni e le morti nei cantieri e nelle fabbriche bisogna intensificare anche l'attività di contrasto al lavoro nero, che in questa fase di difficoltà economica ha sicuramente aumentato la sua dimensione, soprattutto nelle regioni dove la disoccupazione è più elevata. Ricordiamo che il Veneto è tra le realtà territoriali meno interessate dall'economia sommersa. Questo però non ci deve illudere che il problema non esista e quindi va assolutamente affrontato.